Con la consegna di riconoscimenti e targhe speciali si è conclusa ieri al Collegio dei Filippini di Agrigento la quarta edizione del premio Commendator Nicolò Cinque Mani Arcuri, organizzata dall'omonima associazione con il patrocinio dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle. La cerimonia ha visto la partecipazione tra gli altri del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del docente dell'Università di Palermo Alessandro Garilli e del giornalista e scrittore Matteo Collura. Nel corso della manifestazione è stato presentato l'ultimo libro del presidente dell'associazione Nicolò Cinque Mani Arcuri, Antonio Palazzo, Pupi d'Italia. Bella espressione autoironica che si davano i proprietari terrieri che stavano da una parte stretti tra il fisco e il pizzo della mafia e cercavano di lavorare e soprattutto avevano un rapporto privilegiato, alcuni di loro, con i contadini al punto di arrivare a fare un contratto collettivo addirittura nel 1893, continuare questo tipo di rapporto soprattutto agevolando i contadini e avendo poi alla fine anche l'effetto e la soddisfazione di poter portare avanti un'economia agraria in una delle zone più ricche della Sicilia, che è il Corleonese Agrigentino. Premi Nicolò Arcuri sono stati poi assegnati al procuratore della Repubblica Renato Di Natali, al medico Vincenzo Lo Scalzo e al consigliere comunale di Porto Empedocle Antonella Schembri, mentre targhe speciali sono andate a Nino Bellomo, Alessandro Garilli, Matteo Collura, Massimo Muglia e Leoluca Orlando. Premio anche per il consigliere comunale di Agrigento Angela Galvano e per il docente dell'Università di Palermo Alessandro Garilli. Per me rappresenta un riconoscimento non soltanto per quella che è l'attività politica che svolgo nella mia città in qualità di consigliere comunale, ma anche per quella che è l'attività sociale e culturale che ho la fortuna di svolgere sempre nella mia città in qualità di presidente di un'associazione di promozione sociale. Sicuramente questo premio così importante rappresenta per me un ulteriore stimolo a continuare il mio impegno politico, sociale e culturale su questo territorio con grande determinazione e con sempre più entusiasmo. Professore, la situazione oggi è quanto mai drammatica, anche in Sicilia gli ultimi dati parlano di disoccupazione a livelli veramente preoccupanti, ma ci sarà nel futuro la possibilità di una ripresa? Gli interventi che sono stati fatti fin qui da parte dei governi, non soltanto di quest'ultimo governo, sono stati interventi per cercare di flessibilizzare i rapporti di lavoro, quindi sono stati interventi sul mercato del lavoro. Il problema di fondo è quello che se non si muove l'economia, cioè non riparte il sistema economico nazionale e per quanto riguarda la Sicilia il sistema economico isolano, ovviamente questi interventi non hanno grande possibilità di ottenere nuova occupazione in senso pieno.